Bene, bene, benvenuti molto numerosi a questa adunanza pubblica che apre una nuova fase. Leggo l'elenco dei soci che si sono giustificati. Gli effettivi: Zacher, Berti, Giovanni Costa, Minelli, Scandellari, Muraro, Brunetta, Crescimarrone, Ballini, Stella, Limentani, Zalin, Varanini, Pinna, Schreffler, Vallerani, Barbieri, Dalpaos, Bozio, Ivetic, Lazzarini, Marinetti, Pizzamiglio, Puglierin, Mastandrea e Barbante. Corrispondenti residenti a Uzzas, Pessina, Sorgato, Bellina, Sartor, Cardin, Semenzato, oltre graziati, siamo anche soli. Perché in genere è troppo forte la voce, è difficile trovare un equilibrio. Comunque mettiamo in prima fila chi è in prima fila. Costoris, Mazzarolli, Orlando, Mietto, Orlandini, Sperti, Crevatin, Montanaro. Corrispondenti non residenti: Pignatti, Doglio, Stussi, Zwirner, Poli, Gibellini. Socio straniero: Wolters. Socio onorario: Coin. Chiedo, dopo aver letto l'elenco dei giustificati, se ci siano variazioni al verbale dell'adunanza precedente che è stato inviato a tutti i soci via internet. Se non ci sono proposte di variazioni, possiamo procedere. Possiamo procedere con la commemorazione del socio effettivo Giovanni Giacometti, quindi inviterei al podio Giorgio Bernardi. Grazie. Quando mi è stato proposto di commemorare il professor Giovanni Giacometti, il mio più grande amico, all'Istituto Veneto, non ho avuto la minima esitazione. È solo in un secondo tempo che mi sono accorto di una cosa. La prima, anzi di due. La prima è che avevo quasi 91 anni. La seconda è che in realtà non ero in grado, non avevo mai fatto conferenze o seminari al di fuori del mio lavoro di ricerca. Quindi era qualcosa di completamente nuovo. Quindi chiedo scusa sin da adesso se la mia commemorazione non seguirà il modello classico di evocare tutta la carriera della persona, anche se qualche punto naturalmente verrà menzionato, ma qualcosa d'altro. Penso di concentrarmi su 3 ricordi importanti e che riguardano periodi condivisi tra me e Nanni, come lo chiamerò da adesso in poi. Non posso parlare del professor Giovanni Giacometti, mi dispiace. Questi 3 periodi sono importanti di per sé, ma sono importanti anche perché si prestano a qualche riflessione. Quindi quello che presenterò è da un lato dei ricordi molto specifici e dall'altro qualche riflessione su che cosa è successo realmente in quei tempi. La prima diapositiva, no, non è quella. La prima diapositiva mostra i periodi che voglio evocare. Il primo, come vedete, va dal 39 al 52, cioè gli anni del ginnasio, del liceo. Gli anni in cui eravamo all'Università di Padova, ma tutti e due le nostre famiglie risiedevano a Venezia, quindi in realtà è un totale di parecchi anni in cui siamo stati insieme.
Parlerò brevissimamente di un episodio che ci ha interessato tutti e due indipendentemente e che ha cambiato il corso della nostra vita a Stoccolma, e poi dei 2 incontri successivi a Ottawa. Per caso siamo capitati lì come postdoctoral fellows e siamo stati insieme più di 1 anno e mezzo, e successivamente 2 estati che abbiamo passato a Belamonte. E vorrei poi concludere con qualche commento sulla autobiografia di Nanni, Persone e fatti della mia vita. È un libro che presenta molti aspetti interessanti. Allora, prima di cominciare, vorrei ricordare un po' il contesto, alcune cose di base. Per esempio, siamo nati tutti e 2 a Genova nel 1929, lui a settembre e io a gennaio. Ci siamo ritrovati a fare un percorso in scuola elementare assolutamente caotico, sia lui che io, per ragioni diverse. Praticamente la scuola elementare si è ridotta a delle lezioni private all'ultimo momento, il che non ha impedito né a lui né a me di entrare brillantemente al ginnasio. Ci siamo ritrovati, come dicevo, per la prima volta insieme a Venezia nel 1939, alla fine, praticamente all'inizio della guerra. E naturalmente siamo stati insieme per tutti gli anni, soprattutto evidentemente gli anni del ginnasio e del liceo. Sono anni di formazione, sono anni importantissimi nella vita di una persona, ma molto di più per le circostanze particolari in cui ci trovavamo. Cioè, uno stato di guerra, una situazione particolare per la città di Venezia, nel senso che c'era un problema di rifornitura, proprio di alimentazione. Si partiva la sera con i treni per andare nei primi paesi a comprare qualcosa. La popolazione si era ridotta a pochissimo. Quindi abbiamo vissuto non solo insieme e fatto il ginnasio e il liceo insieme, ma in una situazione estremamente particolare, in cui eravamo in una città deserta e che era di una bellezza straordinaria. Adesso, quando cammino in mezzo alla folla dei turisti, non è la stessa cosa. Stamattina sono uscito un po' presto per rivedere almeno il campo Santo Stefano vuoto, e altra cosa rispetto a ieri sera quando era pieno di turisti. È successo che le circostanze hanno aiutato la nostra amicizia sin dall'inizio, circostanze legate a dei fatti specifici. Il fatto che abitavamo a 2 passi gli uni dagli altri, loro, i Giacometti, sul Canal Grande, nella parrocchia di San Marcuola, noi eravamo a Palazzo Giovannelli sul Rio di Noale, 5 minuti di distanza. Evidentemente la cosa più importante è stata la scuola, e questa scuola è stata fondamentale. Abbiamo avuto dei professori di cui do i nomi perché ce li ricordiamo ancora, e anzi la lista non è completa, che non possiamo non ricordare a distanza di anni, persone veramente dedicate completamente all'insegnamento, che ci hanno letteralmente formato, e in un modo estremamente interessante, nel senso che l'insegnamento al ginnasio liceo Marco Foscarini andava letteralmente dalla matematica al greco antico e alla storia dell'arte. Contemporaneamente c'è stato un altro fattore, meno importante ma anche lui significativo, cioè il fatto che tutti e due facevamo parte del Collegium Tarcisi.
Questo Collegium Tarcisi, che era un'associazione cattolica di studenti, di giovani o giovani laureati, si riuniva al patriarcato. Ma il punto importante è che l'anima di questo collegium era Don Loris Capovilla, cioè una persona animata veramente da un fuoco sacro, per cui si poteva essere d'accordo o non d'accordo con lui, ma non si poteva non ammirare la persona, la quale persona è stato segretario del patriarca di Venezia, Roncalli, e segretario del cardinale Roncalli quando è diventato Papa come Giovanni XXII. Quindi questa doppia formazione, naturalmente la più importante è quella al ginnasio-liceo, ha influito moltissimo su di noi. Allora vorrei un po' evocare qualcosa di un po' che vi stupirà un po'. Cos'è l'amicizia? E sono andato a vedere un po' cosa dice Cicerone, perché tutto sommato ha scritto qualcosa sull'amicizia, il Laelius. Cicerone considera due possibilità. Una è la vera amicizia e un'altra è l'amicizia ordinaria. L'amicizia ordinaria dipende da interessi comuni che possono durare o non durare, variare nel tempo, seconda delle circostanze. L'amicizia vera è eccezionale. La descrizione che ne fa Cicerone è quella di un sentimento che non può essere che rarissimo. E io direi che di tutti i casi che conosco, l'unico che mi fa pensare all'amicizia vera è proprio quella tra Don Loris Capovilla e il cardinale successivamente Papa. C'è stato un legame totale, stima completa, fino alla morte naturalmente del Papa. Quello che Cicerone non ha detto, perché non poteva dirlo, è un'altra cosa. Cioè quello che si forma nelle persone che sono educate insieme. Cioè quello che è successo a noi, di essere un gruppo di una ventina di persone, ragazzi, che hanno condiviso assolutamente tutti i giorni gli insegnamenti, che hanno discusso tra di loro, il tutto esacerbato dalla situazione particolare che ho detto prima, cioè situazione di guerra, situazione difficile da tutti i punti di vista. Quindi si è creato un legame fortissimo tra noi ragazzi che siamo stati insieme per tutti gli anni del ginnasio e del liceo e in diversi casi, continuando ad abitare a Venezia, ci siamo continuati a vedere per gli anni dell'università. Quindi c'è qualcosa che Cicerone non poteva considerare e che è veramente qualcosa di intimo, che si crea soltanto in certe circostanze. E come dicevo un momento fa, aggravate o rese ancora più importanti dalla situazione particolare in cui ci trovavamo. Allora voglio evocare giusto 2 o 3 episodi di quel periodo per dare un'idea di come le cose andavano. Voglio cominciare con cose piacevoli, perché tutto sommato non è che cose piacevoli. Con Nanni non so quante volte siamo andati col Sandolo da casa sua in bacino di San Marco, c'era una boa vicino alla punta della dogana, attraccavamo la barca, il Sandolo, e nuotavamo. Non c'era niente di straordinario, non c'era nessuno in città.
non era uno scandalo, non c'era traffico, non c'era niente. Ci tuffavamo dal Ponte della Paglia tranquillamente. Quindi queste, diciamo, sono cose piacevoli, ricordi piacevoli, e ce ne sono altri, naturalmente, di quel periodo. E contemporaneamente c'era la situazione di guerra, per cui sono successe delle cose estremamente spiacevoli, come andare in classe e trovarsi sulla strada una decina di persone tirate fuori da casa e ammazzate e lasciate lì per terra. Questo è evocato da Nanni nella sua autobiografia e nessuno, evidentemente, uno non può dimenticare delle cose di questo genere. Altre cose come l'organizzazione Todd. Eravamo tutti reclutati dall'organizzazione Todd veramente alla fine della guerra. Il lavoro consisteva nel fare le piazzuole dei cannoni antiaerei, che erano il bersaglio principale dell'aviazione americana. I tedeschi avevano la pessima abitudine di non avvertirci quando cominciavano a sparare. Per cui al primo colpo tagliavamo la corda a tutta velocità perché sapevamo che quelli erano i bersagli dell'aviazione americana. Però sia Nanni che io abbiamo trovato dei modi per evitare una fine poco gloriosa. Nanni grazie al fatto di poter essere assistente di suo padre ingegnere, io mandando mio fratello che era più giovane di me, ma molto più ancora non sviluppato, al posto mio per una visita medica, e naturalmente fu riformato. Quindi si usavano anche dei piccoli trucchi per evitare dei problemi più seri. Questi anni di Venezia sono stati indimenticabili e la bellezza di Venezia deserta è qualcosa di assolutamente impossibile da dimenticare. Stamattina sono uscito un po' presto dalla foresteria dell'Istituto Veneto per vedere il Campo Santo Stefano vuoto, era un piacere. Allora, prima di passare al secondo periodo della nostra permanenza comune, vorrei ricordare che per tutti e due, perché c'è stata tutta una serie di circostanze parallele tra Nanni e me, ed è stato Stoccolma. Per me è stato il fatto di andare da Ugo Teorel, che poi ha avuto il premio Nobel, come studente e cominciare la mia tesi in medicina, in biochimica più esattamente, nel 1951. Per Nanni, cosa molto più importante, di aver fatto una presentazione in presenza di Linus Pauling, essere invitato ad andare da Pauling dove ha passato un anno. Queste sono circostanze che hanno inciso sulla vita di tutti e due noi. Come dicevo, successivamente, per puro caso, ci siamo ritrovati a Ottawa, tutti e due come postdoc del Consiglio nazionale delle ricerche del Canada. E le circostanze erano particolari, nel senso che eravamo non solo io e mia moglie, Nanni e sua moglie, appena sposati tutti e due, ma altri due italiani, anche loro appena sposati, che si trovavano lì. Quindi ci siamo ritrovati in un gruppo che subito si è affiatato e durante l'anno e mezzo in cui siamo stati insieme l'amicizia si è soltanto evidentemente rinforzata. La fotografia che sto mostrando da sinistra a destra mostra noi due, io e mia moglie, Nanni e Anna, una collega francese, Madeleine Champagne, e la moglie di Verdini, di uno dei due altri italiani. Voglio ricordare un piccolo episodio abbastanza divertente, e cioè questa foto è stata fatta nel primo Natale e ridevamo dell'inverno canadese. Eravamo in camicia a maniche corte e qualche giorno dopo si è scatenato l'inverno più freddo del secolo, per cui abbiamo potuto cambiare idea su quello che era realmente il clima del Canada. Questo periodo è stato un periodo molto felice,
in cui abbiamo lavorato, ci siamo visti, abbiamo discusso, ridiscusso, e qui mostro semplicemente. Purtroppo la documentazione fotografica che ho è molto modesta, perché a quell'epoca, per esempio nel tutto il periodo veneziano, una macchina fotografica era qualcosa di eccezionale, insomma nessuno l'aveva a sua disposizione. Qui c'è appunto il Breccia Frattadocchi, l'unico scapolo del gruppo che discute con Nanni. Quindi è stato un secondo periodo di contatti e di rinforzo di un'amicizia che ormai era fortemente stabilita dal nostro lungo soggiorno insieme a Venezia. Il terzo periodo è stato quando, durante 2 estati, siamo stati invitati dai Giacometti a Bellamonte, dove loro avevano una casa. Questo periodo è stato molto importante per me per una ragione molto semplice, che Nanni, che aveva già una pratica importante di scalate nelle Dolomiti, mi invitò e mi forzò quasi a fare una scalata con lui e con una guida sulla punta delle Cinque Dita, cosa che non dimenticherò mai, che mi ha incoraggiato subito dopo ad andare sulla terza torre del Sella, poi altre piccole scalate che abbiamo fatto insieme, anche del resto con mio fratello Alfredo, la persona a sinistra, che era amico, come io ero amico di Nanni. Alfredo era amico 2 anni più giovane di me, era amico di Dario. Credo di avere ancora un'altra fotografia. Questa è quando siamo scesi dalla prima scalata insieme con Nanni. Sono riconoscente a Nanni per sempre per questa esperienza del tutto nuova. Tutto quello che mi è stato detto la sera prima era semplicemente dimostrarmi cos'era una corda doppia. E poi mi hanno detto, beh, te la caverai. Erano altri tempi, non è che si lavorava in nostra. Allora, in seguito, i contatti sono stati occasionali, ma in realtà sia lui che io condividevamo un sacco di amici comuni. Quindi c'erano dei contatti praticamente permanenti, o ci si telefonava, o attraverso queste persone di cui c'è una lista parziale, sapevamo cosa l'altro faceva. Quindi c'è stato un contatto che non si è mai realmente interrotto. Anche, tra l'altro, includendo persone che non, diciamo, dell'ambito italiano, ma dell'ambito più generale. Persone come Craig, Delbrück, eccetera, erano amici sia dell'uno che dell'altro, quindi i contatti anche attraverso di loro persistevano. I contatti del resto non si sono fermati lì e mostrerò una diapositiva che ci mostra molto più recentemente ad Ercolano i Giacometti con noi due, e credo che ce ne sia anche un'altra foto trovata per puro caso. E con questo voglio passare alle conclusioni. Le conclusioni in realtà riguardano quello che Nanni ha scritto nella sua autobiografia, Persone e fatti della mia vita. È un libro estremamente interessante per diverse ragioni. Una ragione soprattutto per me, che praticamente ho vissuto tutta la mia carriera, salvo l'ultimo periodo alla stazione zoologica e successivamente a Roma 3, passato praticamente 40 anni in Francia. E quindi è un rapporto molto preciso, molto datato di come è avvenuta la sua carriera accademica. E questo è estremamente interessante perché il libro è di una
straordinaria obiettività. Anzi, oserei dire che se c'è un rimprovero da fare a Nanni è di essere stato troppo severo con se stesso. Troppo severo con se stesso in tutto il percorso, quando per fortuna il lettore si accorge che c'è un eccesso in quel senso lì, non nel senso opposto, come di solito accade nelle autobiografie, in cui si fa un autoelogio. Qui è tutto il contrario. Allora, a questo punto vorrei evocare qualcosa che ho visto non tanto tempo fa, ma che mi ha molto impressionato e che si applica a quello che sto dicendo su questa autobiografia di Nanni. E cioè quello che Goethe ha scritto in certi aforismi che si trovano alla fine della seconda edizione del Werther, quindi 200 anni fa. Quello che Goethe dice è, prima di tutto, che il pubblico, la gente, è interessata alla ricerca unicamente se ci sono delle applicazioni pratiche. Questo è il primo aforisma. Cioè è inutile sperare che il pubblico possa interessarsi direttamente alla scienza. Per quanto riguarda la scienza, Goethe vede due casi. Il caso di quelli che lui chiama gli uomini saggi, di Weisen, che sarebbero gli scienziati puri. E dice: queste persone hanno un solo interesse, quello di capire le cose. E delle applicazioni non se ne occupano né tanto né poco. Quello che può succedere, fortunatamente, dice Goethe, è che qualche volta degli spiriti brillanti e più pratici usano queste ricerche per applicazioni pratiche importanti. Il secondo caso è più interessante, perché parla di quelli che io traduco come pseudoscienziati, cioè il cui interesse principale è legato ad un profitto. E lì dà diverse circostanze che sembrano scritte ieri, non 200 anni fa. E quindi c'è questa distinzione tra gli scienziati veri e i pseudoscienziati. Perché ho citato queste frasi, questi aforismi di Goethe? Perché Nanni chiaramente, quando uno legge quel libro, e quando uno lo conosce, evidentemente, appartiene alla prima categoria, persone motivate unicamente dalla curiosità scientifica, dal fatto di capire cose che non si comprendono ancora. Quindi direi che questa è la conclusione che tiro, ma non posso fare a meno di citare, anche se questo è stato giustamente fatto dall'Istituto Veneto, la frase finale della sua autobiografia. È troppo importante per non citarla di nuovo. Quello che dice nella frase finale, Nanni, dice: l'avventura di scoprire davvero qualcosa di importante a me non è capitata, ma è stato bellissimo, comunque, essere spettatore cosciente di tutte le grandi scoperte che il XX secolo ha visto. Questo è forse il vero privilegio dell'uomo di scienza. Credo che poche persone possano scrivere quello che lui ha scritto. E ripeto, una volta di più, trovo che se c'è un rimprovero da fare a Nanni è la troppa severità con se stesso. Ma questo, visto più obiettivamente, evidentemente è un pregio, non è un difetto. Vorrei concludere mostrando l'ultima diapositiva, che è semplicemente una foto di Nanni. E quello che mi piace in questa foto è questo
aspetto che ha fatto sì che noi siamo stati così amici da ragazzi, cioè la rapidità nel concepire le cose, un certo aspetto di difficile anche definirlo, di capacità di essere obiettivo anche nei casi in cui l'obiettività non è facile. E vedo questo viso come quello che lui aveva ai tempi del nostro stare insieme a Venezia molti anni fa. Bastava che uno di noi cominciasse una frase e l'altro era capace di terminarla. C'era una capacità di comprensione. Del resto, una delle caratteristiche di Nanni è stata sempre la rapidità concettuale. Rapidità. Non c'era bisogno di spiegargli le cose 2 volte. Vorrei concludere quindi dicendo che per me è stata evidentemente una grande perdita, ma contemporaneamente un ricordo talmente importante che si proietta oltre la morte, semplicemente. Cioè, quando uno pensa ad una persona come Nanni, ai rapporti che uno ha avuto con lui, non può dire, non può pensare che la cosa è finita. E questo ci riporta a quello che Cicerone chiamava la vera amicizia, quella che si forma e che lui non aveva visto nell'età dello sviluppo. E credo che chiudo a questo punto. Grazie. Grazie per questa sentita commemorazione. Sospendiamo i lavori per qualche minuto.